Miracoli in campo a Selvana, esordio casalingo per il Serena Football Club, la squadra composta dai migranti ospitati nell'ex caserma di Dosson, iscritti al campionato della Lega Amatori di Treviso. Anche questo serve a fare integrazione, secondo gli organizzatori che hanno voluto accoglierli festosamente allo Scalo Motta. Un breve riscaldamento, di fronte il Treville. Da come me li avevano presentati me li aspettavo più pimpanti, staremo a vedere questa sera. Non lo so se mister Dall'Osso stasera ha trovato fra le varie brande e fra i vari angoli della caserma Serena qualche altro protagonista, e chi lo sa mai che non riesca anche a sovvertire il pronostico. 10, 11. Per la cronaca la partita è finita 2-1 per i castellani, ma al di là del risultato il presidente della Lega Amatori è convinto che lo sport sia un ingrediente essenziale per abbattere le barriere tra italiani e stranieri. Su questo campo l'integrazione è al massimo, nel senso che io ho un manutentore che è della Moldavia, ho un ragazzo eccezionale che si chiama Costantino, che è un romeno, e poi ne ho un altro appunto che è appunto questo di Nigeria. Quindi Moldavia, Nigeria e Romania per me è il massimo che si possa fare, alla faccia di coloro che dicono che Treviso o il Veneto sono razzisti. Quando le persone si conoscono, quando le persone entrano in rapporti, in relazione tra di loro anche con i nostri connazionali, penso sia tutto più semplice, più facile, non c'è più la paura del diverso, la paura di ciò che non conosciamo.